Il governo regionale ha approvato un disegno di legge da sottoporre all'ARS. Il provvedimento ha una copertura finanziaria di 10 milioni di euro recuperati dal Fondo per le autonomie locali per sostenere l'avvio dell'AICA. Il sindaco De Luca è pronto a rinchiudere domiciliari i suoi cittadini reticenti a vaccinarsi e i docenti come i medici dovranno vaccinarsi per andare al lavoro. Profanano l'Eucarestia ma vengono subito arrestati dai carabinieri. Riconfermati i dirigenti Salvatore Bottone e Giancarlo Rosato, rientro ufficiale di Giovanni Castronove e di Alessandra Veneziano, è stato inoltre individuato il nuovo allenatore. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Il governo regionale ha approvato un disegno di legge da sottoporre all'ARS. Il provvedimento ha una copertura finanziaria di 10 milioni di euro recuperati dal Fondo per le autonomie locali per sostenere l'avvio dell'AICA. Il presidente della regione Nello Musumeci afferma: premesso che per il mio governo il primo punto è la continuità del servizio idrico e che l'operato del Tribunale fallimentare non consente grossi margini, la regione non si tira indietro. Il servizio di apertura è del nostro direttore Arturo Cantella. Dopo la giornata di ieri che ha visto la grande mobilitazione dei lavoratori di Girgenti Acque e dei sindacati a sostegno a Palermo davanti alla presidenza della regione, arrivano buone novità, una legge ad hoc per l'avvio del nuovo servizio idrico nell'Agrigentino. Il governo Musumeci ha infatti approvato ieri pomeriggio in seduta urgente un disegno di legge da sottoporre all'esame dell'ARS per trasformarlo in legge in tempi brevi per sostenere l'avvio dell'AICA, il nuovo soggetto in house, l'azienda idrica dei comuni agrigentini che sostituirà Girgenti Acque ormai fallita, il tutto per assicurare le risorse finanziarie a titolo di anticipazione per i prossimi mesi, necessarie a scongiurare l'interruzione dell'erogazione dell'acqua e garantire il pagamento degli stipendi dei lavoratori, oltre che la manutenzione ordinaria. L'impegno era stato assunto nella mattinata di ieri dallo stesso presidente della regione Musumeci al termine di un vertice tenutosi a Palazzo d'Orleans, alla presenza del presidente dell'ATI di Agrigento, sindaco Valenti, di Sciacca, del presidente dell'AICA Alfonso Provvidenza, sindaco di Grotte, di altri sindaci presenti dell'Agrigentino, che dovranno gestire il servizio idrico attraverso la nuova società consortile che è formata da 33 sindaci su 42 della provincia di Agrigento. Ieri mattina erano presenti anche l'assessore all'acqua e rifiuti Daniela Baglieri, il dirigente generale Calogero Foti, l'assessore alla funzione pubblica all'Agrigentino Marco Zambuto, l'avvocato capo Giovanni Bologna, il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa e il commissario prefettizio Gervasio Venuti. Dal dibattito è anche emerso come il Tribunale fallimentare abbia tracciato un cronoprogramma rispetto al recupero dei crediti e la gestione commissariale terminerà il 2 agosto. La prefettura di Agrigento non ha previsto al momento alcun rinvio. Sentiamo il sindaco Valenti di Sciacca nella qualità di presidente dell'ATI idrico al termine della riunione. Questa riunione allo stesso tavolo c'eravamo tutti, quindi per la prima volta finalmente siamo stati tutti seduti allo stesso tavolo, era presente anche il prefetto. Non c'è dubbio che il servizio debba essere garantito, perché questo credo che sia una cosa fondamentale. Tutti hanno capito che è urgente assicurare la continuità del servizio e verrà assicurata. Siamo soddisfatti, posso dirlo, perché c'è consapevolezza di questo e ciascuno farà la sua parte. La regione, il presidente della regione ha dato la massima disponibilità a trovare una soluzione per quanto di competenza, unitamente al prefetto che farà la sua parte, unitamente a noi che faremo la nostra. Se tutti quanti ragioniamo allo stesso modo e abbiamo lo stesso obiettivo, io credo, non ho motivo di dubitare che questo servizio potrà essere garantito. E voi capite che per garantire il servizio ci vuole personale, non possiamo il giorno 2 avere un servizio senza risorse. Personale alle imprese ovviamente. Certo. Anche su questo e anche su questo, una volta che parte la nuova azienda, ed è probabile che partirà la nuova azienda direttamente da subito, è logico che la nuova azienda
garantirà e deve garantire continuità per tutto quello che riguarda il servizio, e mi pare anche questo poi anche sui fornitori, tutto questo deve funzionare, non è che si può funzionare. Nelle more della partenza della nuova azienda, diciamo, in questo passaggio, è probabile che il 2 agosto partiamo. bene, è oggi che attualmente Oggi diciamo c'è la gestione commissariale fino al giorno 1. fino a questo momento in questo momento quindi la situazione è quella che c'è da alcune settimane, c'è la gestione commissariale. Io ritengo che comunque anche la gestione commissariale, se ne è parlato, la gestione commissariale per queste settimane garantirà i dipendenti e quello che deve garantire nei limiti in cui può, ovviamente, ma come passaggio ponte a questo punto stamattina siamo tutti orientati a far partire direttamente l'AIFA. Con tutti i dipendenti, giusto? È cominciato ieri mattina davanti ai giudici della Corte di Assise di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara, il processo a carico di Dana Miaela Nicoletta Chita, badante rumena di 27 anni, accusata di omicidio volontario aggravato e rapina. La vicenda riguarda la morte violenta di Michelangelo Marchesi, 89enne di Palma di Montechiaro, trovato cadavere all'interno del suo appartamento di via Pietro Attarto con mani e piedi legati l'11 luglio 2020. Al via l'audizione dei primi testimoni, con il tenente dei carabinieri Calmero Caccetta, che è comparso in aula chiamato dal PM Chiarabisso. L'ufficiale dell'Arma ha ricostruito alcune fasi delle indagini, in particolare come si è arrivati all'individuazione della badante. La svolta è arrivata quando abbiamo visto l'auto del pensionato, che non era più parcheggiata in casa, transitare a Canicattì. La donna l'aveva portata da un pregiudicato per demolirla. Dopo alcuni giorni di intensi accertamenti siamo arrivati a lei. Inoltre, sulla scena del delitto abbiamo rinvenuto tracce di DNA della badante sulla corda utilizzata per legare l'anziano. E la Corte d'Assise d'Appello di Palermo ha confermato le 3 condanne nell'ambito della gravissima storia di abusi e violenze che ha dovuto subire una ragazzina agrigentina all'epoca dei fatti minorenne. 8 anni di reclusione sono stati inflitti alla madre, accusata di aver praticamente venduto la giovane ragazza, chiedendo dai 30 euro ai 200 euro ad alcuni clienti. 6 anni di reclusione sono stati inflitti a Vito Campo, 72enne di Menfi, e 4 anni a Calogero Friscia, 28enne di Menfi. La terribile vicenda riguarda gli abusi sessuali ai danni di una ragazzina di appena 14 anni avvenuti tra le campagne di Menfi e Gibellina. La ragazzina è stata già allontanata da casa dalla madre dal 2017, quando sono cominciate le indagini. La Corte d'Assise d'Appello di Palermo ha condannato a 14 anni e 6 mesi di reclusione il boss Leo Sutera, originario di Sambuca, alias il professore, ritenuto tra gli uomini più fidati del superlatitante Matteo Messina Denaro e per anni ai vertici di Cosa Nostra Agrigentina. In primo grado Sutera era stato condannato a 18 anni. Contestualmente sono state confermate anche altre 3 condanne nei confronti di altrettanti fiancheggiatori del boss, 3 anni di reclusione alla fioraia del paese Maria Salvato, 48 anni, all'autista di Sutera Vito Vaccaro, 60 anni, e all'imprenditore Giuseppe Tabbone. A settembre chi non si vaccina non potrà muoversi a Messina. Il sindaco Cateno De Luca prepara una nuova drastica ordinanza. C'è il servizio. Noi abbiamo lanciato il vaccino Parti e di conseguenza abbiamo proprio deciso, e io in prima persona, di dare l'esempio. Ho richiamato anche stamattina nella mia diretta mattutina quella che è stata la mia nota del 29 di aprile del 2020, dove avevo già io programmato, ipotizzato il Green Pass, il sistema di banca dati che ho definito allora di libertà vigilata. Mi ricordo allora l'ilarità e quella che è stata anche gli attacchi che ho subito per quella mia posizione. E che cosa è
successo nel frattempo? Abbiamo perso oltre un anno di tempo e siamo esattamente a quello che io già avevo ipotizzato come soluzione il 29 di aprile del 2020, perché non c'è altra soluzione. E allora sono chiaro anche su questo. Non ci sono discussioni e non c'è spazio per chi oggi in modo ideologico ritiene di non doversi vaccinare, è libero di farlo, come io sono libero però di consentire l'utilizzo del luogo pubblico a chi non metta a repentaglio la pubblica e privata incolumità. E allora si apre oggi questa fase, iniziando col sindaco. La città si deve vaccinare. Perché? Da settembre ci saranno delle ordinanze mirate che rientrano nella mia legittimità e che ovviamente fanno semplicemente un chiarimento. Chi non mette in pericolo gli altri si muove liberamente. Chi invece ritiene di dover continuare a non vaccinarsi, libero di farlo, ma non può pretendere di rappresentare un pericolo per la pubblica e privata incolumità. Si alza l'asticella per garantire l'ingresso degli studenti a scuola a settembre e settembre è ormai alle porte. Sia il Green Pass ma obbligo di vaccino per il personale scolastico, è quello che chiede l'Associazione Nazionale Presidi. Vediamo. Occorre sostenere con fiducia gli operatori turistici siciliani impegnati in questa difficile fase e costretti a registrare disdette evitando allarmismi pericolosi. Occorre invece potenziare fortemente l'attività di vaccinazione dei vacanzieri presenti nel territorio. Basta messaggi contraddittori inviati all'opinione pubblica sull'andamento dell'epidemia. I dati non sono così allarmanti e parametri vanno sicuramente rivisti, tanto più che nella maggior parte dei casi essere positivo al virus non corrisponde a ricoveri ospedalieri. Da una rapida indagine compiuta in questi giorni tra i diversi operatori vediamo grande impegno e pieno rispetto delle regole, ma affiorano pure preoccupazioni collegate a un certo clima di allarmismo collegato alla diffusione della cosiddetta variante Delta. Per questo motivo mi sento di chiedere di non alimentare allarmismi, ma nello stesso tempo di rafforzare e potenziare tutti gli strumenti di tutela della salute pubblica. Passare dalle restrizioni di maggio ad un liberi tutti in estate non è stata una scelta azzeccata. Allo stesso modo pensare ad imporre l'utilizzo del Green Pass già in questa fase ci sembra discriminatorio. Sappiamo tutti che il Green Pass non blocca la trasmissione del virus, si pensa invece a potenziare i controlli e limitare i banchetti, altrimenti la credibilità di chi governa sarà sempre in discussione. Ad affermarlo è Carmelo Pullara, vicepresidente Commissione Sanità all'ARS. Ed intanto, continuando sul fronte Covid, sappiamo tutti che settembre è sempre più vicino e l'ombra di un nuovo anno scolastico in DAD spaventa molti. Ecco perché i presidi pressano per l'obbligo vaccinale ai docenti. La Sicilia è tra le regioni in cui il processo per l'immunizzazione del coronavirus procede più a rilento. Gran parte del personale scolastico non è ancora vaccinato e così facendo si rischia di dover affrontare un nuovo anno tra distanziamenti e restrizioni che dall'inizio della pandemia hanno reso la vita difficile agli studenti e agli insegnanti di molte scuole italiane che non dispongono di mezzi e spazi per affrontare la situazione adeguatamente. I presidi non hanno dubbi, la strada giusta per una scuola in presenza e in sicurezza è quella dell'obbligo vaccinale per il personale scolastico. Lo fa sapere l'ANP, Associazione Nazionale Presidi, che sottolinea bisogna andare oltre le ipotesi sul Green Pass a scuola. Per riaprire gli istituti in presenza in totale sicurezza serve l'obbligo del vaccino per il personale scolastico. In questo modo non bisognerebbe applicare il distanziamento, che necessita invece della disponibilità di spazi. Lo ribadisce il presidente ANP Antonello Giannelli, che parlando a Rai News 2 ha precisato che per riprendere in sicurezza e fare almeno del distanziamento, come si legge nel parere del Comitato Tecnico Scientifico, servirebbe la totalità dei vaccinati o la quasi totalità secondo percentuali che lo stesso comitato dovrebbe precisare. Qualora non si riuscisse in tempi molto rapidi a ottenere questa vaccinazione, si dovrebbe valutare una forma di obbligo per coloro che sono a contatto con l'utenza, un argomento che verrà discusso la settimana prossima dai presidi insieme al ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi. Secondo Francesco Sinopoli, segretario CGIL a scuola, la decisione spetta al governo e non è oggetto di trattativa. Si dice pronto ad adeguarsi alla situazione migliore per la salute
Repubblica, ma spera che questo non diventi uno specchietto per le allodole, che allontani l'attenzione da altri problemi riguardanti la scuola, come ad esempio gli insegnanti dell'organico Covid, per i quali ci sono i fondi solo fino a dicembre. La soluzione di introdurre l'obbligo non convince il sottosegretario alla salute, Pierpaolo Sileri. Sono 215.000 gli insegnanti non vaccinati, afferma, sembra un numero altissimo, mentre invece una percentuale bassa e localizzata in alcune regioni. E infatti le regioni sono spaccate sull'argomento, non è ancora chiaro quanti siano le persone tra i docenti che non si sono ancora prenotati per ricevere il vaccino. Da un lato ci sono regioni come Campania, Friuli, Venezia Giulia che hanno colmato il gap, altre come Lazio e Molise dove i numeri dei non vaccinati sono irrisori. Poi ci sono i fanalini di coda, Sicilia, Calabria e Sardegna sono le regioni in cui la vaccinazione procede troppo lentamente per poter essere ottimisti e pensare che entro settembre ci si possa avvicinare all'immunità. Una situazione che avrebbe effetti negativi anche sulla formazione, dal momento che i dati delle prove invalse hanno dimostrato che per molti studenti di queste regioni hanno bisogno di tornare alla didattica in presenza per poter recuperare. Furto sacrilego a Ravanusa, denunciati i responsabili. Arturo Cantella. È finita bene la vicenda che ha colpito ieri la chiesa della Chiesa Madonna di Fatima di Ravanusa, diretta dal parroco Don Antonio Filippo Barbera. Infatti sono state rinvenute sia la pisside che la teca per l'adorazione eucaristica, rubate nella chiesa stessa. 2 le persone denunciate dai carabinieri. I militari della stazione di Ravanusa, infatti, dopo aver ricevuto la denuncia di furto sposta dal parroco della chiesa della Madonna di Fatima, si sono immediatamente attivati per rintracciare gli autori del furto sacrilego e per recuperare una pisside e la teca utilizzata per l'adorazione eucaristica. Acquisiti i filmati della videosorveglianza, i militari, ben conoscendo il territorio, hanno da subito individuato e identificato gli autori del furto e le successive indagini hanno permesso così di rinvenire la refurtiva e di restituirla a Don Filippo Barbera, parroco della chiesa Madonna di Fatima, e alla collettività dei fedeli ravanusani. Le indagini, che sono state celeri ed esaustive, sono state svolte dall'Arma dei Carabinieri con il massimo impegno al fine di poter aiutare la comunità, svolgendo così la precipua funzione sociale di vicinanza e sostegno della popolazione. I 2 autori del furto sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Agrigento. Un fatto gravissimo per il parroco, quello che ci ferisce di più come Chiesa del Signore è il fatto che è stata profanata la Santissima Eucaristia e portata via la Sacra Ostia, grande dell'adorazione eucaristica, poiché la pessicche e la teca erano solo di ottone e di nessun valore. Ma lei come giudica anche da un punto di vista morale il fatto? Morale il problema, guardi, è indescrivibile quello che hanno fatto. Intanto l'offesa e il sacrilegio che porta con sé per la profanazione dell'Eucaristia la scomunicata sentenza riservata alla sede apostolica per coloro che l'hanno perpetrata, no? Sì, secondo il canone, il codice di diritto canonico. Sì. Anche perché che cosa cercavano? Le cassettiere delle offerte non le hanno aperto. Hanno visto tanti altri vasi sacri in sacrestia, tutti in ottone, per carità, niente ma di recente restaurate, sembravano tutte argento, oro, ma non le hanno toccate. Non hanno preso niente di niente. Quindi poi si sono accaniti per dei 40 minuti che sono stati in chiesa. Si sono accaniti di più sul tabernacolo e tentavano di aprire pure la nicchia con le reliquie dei pastorelli di Fatima. Non si capisce perché poi, se non un grave sacrilegio, perché hanno portato pure l'ostia grande dell'adorazione eucaristica, non so se altre ostie, tante le hanno buttate nell'altare accanto al tabernacolo, hanno scassato il tabernacolo, le porte, insomma, tra l'altro una cosa strana, uno con un cappuccio, un altro in un primo momento si copriva un po' il volto, ma l'altro spavaldo, senza nessuna copertura, ma dico. Evasione fiscale per oltre 22 milioni di euro, blitz della finanza, 5 gli arrestati, i dettagli nel servizio. Si deve fare in maniera che nessuno se ne accorge. La Guardia di Finanza in questa operazione, con tutto ciò che è stato, non ci poteva trovare mai al mondo. Mi spiego. Se devi evadere in maniera che nessuno se ne accorga, mi spiego.
Diceva così ai suoi più stretti collaboratori Francesco Gambino, titolare della Gambino Group, una delle più importanti aziende di trasporto merci di Palermo con sede in via Belmonte, Chiavelli e a Ficarazzi. Frasi, quelle pronunciate da Gambino, che da stanotte rimbombano nella testa dei 5 arrestati a vario titolo per associazione a delinquere, emissione e utilizzo di fatture false, omesso versamento di ritenute, indebita compensazione di crediti fiscali inesistenti e bancarotta fraudolenta, attraverso un sofisticatissimo sistema di 8 società cartiere satelliti che emettevano centinaia di fatture false, assumevano a turno in maniera fittizia sempre gli stessi dipendenti. La Gambino Group, dichiarata fallita nell'aprile di quest'anno su richiesta della stessa procura di Palermo, era riuscita ad evadere il fisco per circa 22 milioni di euro. Però ci dobbiamo dividere bene i compiti e dobbiamo essere bravi. Tu sei il responsabile commerciale, quello è l'amministratore, io sono il contabile, dicevano nelle riunioni operative per frodare il fisco ed evitare di essere scoperti. I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Palermo stamane hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare firmata dal GIP Donata Di Sarno su richiesta dei sostituti procuratori Andrea Fusco, Federica Paiola, coordinati dall'aggiunto Sergio De Montis. In carcere è finito Francesco Gambino, 55 anni, titolare della società e capo dell'associazione a delinquere. Il GIP ha invece disposto gli arresti domiciliari per Francesco Paolo Sanso, 47 anni, e Eugenio Letizia, 52 anni. Giuseppe Teresi, 50 anni, e Giampiero Anello, 50 anni. Oltre ai 5 destinatari di misura cautelare ci sono altre 9 persone indagate a piede libero. Il GIP ha disposto il sequestro preventivo di 4.428.929 euro. L'operazione, denominata Vanishvat, rappresenta un'ulteriore conferma della diffusione nel territorio di condotte illecite da parte di imprenditori privi di scrupoli che ricorrono a ogni mezzo per beneficiare di fittizi vantaggi fiscali e imputare gli oneri fiscali, previdenziali, contributivi e assistenziali a società di comodo che vengono spesso portate al fallimento, sottolinea così il generale Antonio Quintavalle Cecere, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Palermo. Si tratta di sistemi illeciti che determinano un ingente danno per l'erario, per i creditori e per gli imprenditori che operano nel rispetto delle regole. L'impatto sull'economia di tali fenomeni illeciti, purtroppo sempre più frequenti, può risultare devastante, soprattutto se si considera che in base alla rapporto Istat 2021, a seguito della crisi pandemica, circa il 45% delle piccole e medie imprese italiane è a rischio fallimento, dice ancora Quintavalle Cecere. Così apprendiamo da Repubblica. Allora, se lei il consorzio l'ho fatto io, lo vedo io, lo gestisco io. Niente, i contratti sono un po' deboli. Giustamente, come le disse quello, vuole cercare tutti gli agganci possibili per dimostrare che è una sua valenza la società. Ci sarà passaggio di autiste per passare quindi li faccio dimettere, fanno l'accordo sindacale e poi io li assunto. Poi ci dobbiamo fare un po' di fuoco da analisi, io non lo so come un camion ci facciamo trovare già un camion. Come due stanze quando entriamo? C'è una stanza povera, di quella c'è una stanza con 2 signori. Nell'indagine che ha portato agli arresti di oggi emerge uno scenario particolarmente allarmante, insidioso, altamente lesivo degli interessi finanziari dello Stato, considerato l'ammontare delle imposte evase, il numero delle società coinvolte e dei soggetti indagati, commenta il colonnello Gianluca Angelini, comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Palermo. Con l'operazione Vanishvat abbiamo fatto emergere uno spaccato sicuramente allarmante, insidioso e molto lesivo degli interessi finanziari dello Stato, alla luce dell'ammontare delle imposte evase, del numero delle società coinvolte e dei soggetti indagati. La tutela dell'economia legale rappresenta una priorità per l'azione della Guardia di Finanza, ancora più importante in questo momento di crisi economica, per la salvaguardia degli imprenditori onesti e rispettosi delle regole. Tra l'altro i lavoratori erano sempre oggetto, come un po' fossero delle pedine, no? Dovevano sempre licenziarsi per poi andare a finire in società praticamente inesistenti, di cui loro non sapevano appunto l'esistenza.
Assolutamente sì, l'aspetto molto allarmante è proprio questo, che i lavoratori venivano spostati tra una società e l'altra con simulate dimissioni che però venivano imposte dai sindacati e subivano anche un danno consistente derivante dal fatto che non venivano versati i contributi e che a loro spettano per legge, perché le società che fittiziamente li assumevano erano delle mere cartiere, delle scatole vuote che non provvedevano a nessun versamento né di imposta né di ritenute. Spaventata dalla reazione del figlio dopo il litigio avvenuto in casa, ha trovato il coraggio di recarsi dai carabinieri del comando provinciale di Agrigento e chiedere aiuto. È successo nel centro storico della città dei Templi, dove una madre si è rifugiata in caserma in seguito alle minacce e urla che il proprio figlio le aveva rivolto poco prima. Alla base della furiosa lite ci sarebbe stata la richiesta di soldi avanzata dal ragazzo. La donna, che ha anche accusato un malore, ha deciso comunque di non denunciare il figlio. Mercoledì 18 agosto nell'anfiteatro Pirandello al piazzale Caos di Agrigento si svolgerà alle ore 21 la cerimonia di consegna del Premio Nazionale Sipario d'Oro edizione 2021, che riconosce e premia le eccellenze in diversi ambiti. Gli organizzatori annunciano la presenza di un ospite d'eccezione, Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone. La giuria del premio ha deciso di assegnarle una targa. E ci spostiamo adesso nel Messinese, dove sono state sequestrate 2 discariche. Vediamo. A pochi giorni di distanza dall'ultimo sequestro operato in Castelmola, di un'area di circa 7.000 metri quadrati, i finanzieri del comando provinciale di Messina hanno effettuato un nuovo sequestro. Si tratta di altre 2 aree, per complessivi ulteriori 12.000 metri quadri, anche questa volta adibite a discariche abusive di rifiuti. In pochi giorni sono stati individuati quasi 20.000 metri quadrati di territorio messinese necessitanti di mirati interventi di bonifica, così da restituire territori alle collettività per il corretto sviluppo dei cicli di vita delle comunità e del benessere degli individui. Al termine di mirate attività di sopralluogo, le Fiamme Gialle hanno individuato e posto sotto sequestro 2 vaste superfici, rispettivamente di 3.860 metri quadrati e 8.390 metri quadrati, illecitamente adibiti a discarica abusiva di rifiuti dal rilevante tasso inquinante, nonostante site nelle immediate vicinanze di terreni agricoli coltivati. Dall'indagine emergeva anche come le 2 aree venissero utilizzate da tempo quali strutturati ed abituali luoghi di accumulo e deposito di rifiuti di vario genere, tra carcasse di mobile in disuso e cumuli di materiale edile di risulta. Nel merito, i finanzieri taorminesi rilevavano come il proprietario dell'area più vasta risultasse, peraltro, legale rappresentante di una società operante nel settore edile, da cui lo sversamento, secondo ipotesi investigativa, di tutti i rifiuti derivanti dall'attività di impresa: laterizi, cemento, guaine di plastica, bitume. Come è noto, l'illecito abbandono ed accumulo di rifiuti consente agli utenti di evitare gli elevati costi necessari per il regolare smaltimento all'interno delle discariche autorizzate, con la grave conseguenza di provocare significative ferite all'equilibrio ambientale, nonché con l'enorme rischio di provocare irreparabili contaminazioni delle falde acquifere. I sequestri sono stati convalidati dal competente giudice del Tribunale di Messina e nei prossimi giorni saranno interessati gli organi competenti per la bonifica dell'intera zona. I proprietari dei terreni sono stati segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, in quanto ritenuti responsabili di gravi reati ambientali, della gestione non autorizzata di rifiuti all'inquinamento del suolo. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Riapre il MAC di Gibellina, la più vasta collezione di arte contemporanea del Sud Italia. Vediamo. Possiamo dire che il futuro di Gibellina è nel suo passato, nella capacità di saper raccontare la tragedia e la speranza, la demolizione e la ricostruzione. E io sono contento che l'amministrazione comunale abbia trovato la forza, la tenacia, la perseveranza per realizzare un museo che diventa soltanto la prima tappa di un processo di riqualificazione e valorizzazione di tutta la Valle del Belice, cui la Regione siciliana ha già destinato decine di milioni, a cominciare dalla riqualificazione del Gretto di Blu.
Acragas Calcio 2021-2022 in occasione del campionato d'eccellenza cantiere in corso, scelto anche l'allenatore, il servizio di Carmelo Lentini. Finalmente ci siamo. Dopo qualche giorno di intense trattative, la presidente Sonia Giordano ha scelto la riserva. Rimarrà al proprio posto e si avvarrà della collaborazione dei vecchi soci, oltre ai quali si è aggiunta ufficialmente quella dell'ex presidente Giovanni Castronovo ed Alessandra Veneziano. Ma vediamo di riepilogare la rosa societaria che comprende Salvatore Bottone, Giancarla Rosato, Giovanni Castronovo e appunto Alessandra Veneziano. È assai probabile che a breve se ne possano aggiungersene altri attualmente in trattativa. Come si può notare non si registrano dichiarazioni personali, tutto è rimandato in occasione di un'apposita conferenza stampa che potrebbe avvenire nei prossimi giorni. Dunque cambiano i tempi e anche gli stili, ma di certo rimane la certezza che la vecchia società ha continuato a lavorare in silenzio e sotto traccia, come sottolinea il comunicato stampa diramato in questi giorni. Ma adesso occorrerà accelerare i tempi per la scelta di un nuovo allenatore e poi stilare la lista dei calciatori che sono da riconfermare e anche i nuovi da prendere nel mercato calcistico. Ciò potrebbe avvenire in settimana e quando si dice almeno il futuro allenatore acragantino è stato individuato e contattato. Molti nomi che girano, ma tutti di un certo peso, tra i quali spicca quello di Pippo Romano, che non ha bisogno certamente di tante presentazioni. Palermitano doc è stato capitano della storica promozione in B delicata. Come tecnico ha fatto bene con Comiso, Vittoria, Ragusa, Modica, Siracusa, Licata, Favara, Noto, Scordia, Gela, Ceriale e Canicattì, da cui ha divorziato da recente, dopo un paio di stagioni. Fatta la scelta si dovrà provvedere alla composizione della rosa, partendo chiaramente dalle riconferme. E ci sono in bilico Gambino, Biondo e Cipolla e qualche altro che hanno dimostrato forte attaccamento alla maglia. Infine la distribuzione del ruolo all'interno della società. Si va verso alcune riconferme importanti, a partire da quella di direttore sportivo, che investe Ernesto Russello, e segretario Francesco Filippazzo ed altri collaboratori che sono stati sempre vicini alla società. Non ci resta altro che attendere l'ufficialità che potrebbe essere svelata in occasione di una prossima conferenza stampa. L'assessore al turismo e sport Manlio Messina e Sandro Morgana, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, insieme per parlare di ripartenza e campagna vaccinale. C'è il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Un incontro si è svolto a Palermo tra il presidente del comitato regionale della Lega Calcio LND e l'assessore allo sport e turismo Manlio Messina della regione siciliana, un binomio vincente tra calcio e istituzioni. L'assessore ha anche fatto visita al centro di Ficarazzi, nuovo centro sportivo della Lega. Il presidente Morgana ha poi donato così la prima maglia del comitato in assoluto, data all'assessore che sta lavorando bene nel settore in questo particolare momento di pandemia, a detta del presidente, e per le azioni fatte per l'effettuazione dei tamponi e della nuova esigenza che il mondo del calcio si vaccini al più presto per poter partire in sicurezza. Presidente, faccio vedere che la maglia del comitato ed è la prima che diamo, la prima in assoluto, perché sono arrivato l'altro giorno, è la prima maglia che stiamo dando, sono veramente onorato di darla a te. Grazie Presidente, onore è tutto mio, bellissimo, grazie. Poi in questo momento questi colori. Lo è sempre un binomio vincente. Oggi sono molto contento perché abbiamo ricevuto la visita dell'assessore al turismo e allo sport, del mio amico Manlio Messina, è una persona che stimo moltissimo, che sta lavorando bene per lo sport, che sta facendo cose importanti e che soprattutto in questo contesto di rapporto tra sport e istituzioni, contesto al quale io do grande attenzione, perché se non c'è questa sinergia con le istituzioni credo che non si vada da nessuna parte. Io ringrazio la Regione, ringrazio l'assessore per l'iniziativa che è stata fatta per la possibilità di avere l'accesso privilegiato del mondo dello sport in ripresa nei
per l'effettuazione dei tamponi, ed è stata un'iniziativa importantissima. Adesso abbiamo parlato con l'assessore, abbiamo parlato dell'esigenza che tutto il nostro mondo si vaccini, che tutti i nostri atleti si vaccinino, perché credo che sia la chiave giusta per poter ripartire in sicurezza. Siamo d'accordo su tutto, abbiamo visitato questa bella sede di Ficarazzi, che naturalmente è a disposizione dell'assessore allo sport tutte le volte che lo desidererà. Quindi è una bella giornata, una giornata importante, e sono veramente contento. Assolutamente sì, ho avuto il piacere di fare quest'oggi la visita a questo sito splendido, che è un esempio non solo di buona amministrazione ma anche di qualificazione dello sport siciliano. Col Presidente Morgana abbiamo da sempre avuto un bellissimo rapporto, oggi vogliamo consacrare proprio questo, un rapporto tra istituzioni che in un momento così difficile è molto più importante rispetto a ieri. Oggi le istituzioni devono essere vicine a sostenere un impianto molto importante alla società, che è quello dello sport, e quindi noi siamo convinti che insieme possiamo certamente superare questo momento di grande difficoltà. Lo sport e il calcio lo vivono in modo particolare, ma noi dobbiamo superarlo con forza, coraggio e grande attività. Il Presidente Morgana sa perfettamente cosa fare, ha la capacità, l'esperienza e gli strumenti, e la Regione Siciliana al suo fianco. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.